sti stronzi. Guardate, ho appena finito a scuola, ho un freddo della Madonna e sono già in sessione. Perciò questo video ha almeno 30.000 like. Oh! Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato in questo nuovo video per la Road to Legenda. Ragazzi, siamo arrivati a 4.915 coppe. Non vi nascondo che mi sono spaccato veramente in una maniera assurda. E in classifica italiana controlliamo a quanto siamo arrivati attualmente. Ma dai, siamo solamente 900, sì 900, siamo solamente 101esimo, neanche nella top 100. Vabbè, allora ragazzi, vi racconto un po' come è andata la scalata fino adesso. Come potete vedere ragazzi, ho cambiato la difesa, forse alcuni di voi l'hanno già vista ed effettivamente l'ho fottuta da un altro youtuber. Questa qua è Ah, la tipa che scrive, sì, ti rispondo dopo, se dovessi guardare questo video ti rispondo dopo. Allora, praticamente Galadon, sono andato a guardare un suo video perché un amico me l'ha linkato e fa, cazzo Kai, guarda sta difesa che funziona. Io ho detto, boh, andiamo a guardare. E che cazzo, effettivamente funziona. Allora, innanzitutto ho vinto una difesa, purtroppo non mi pagava neanche tanto, solamente 15 coppe. Ma stavo pensando, se non avesse perso contro di me e avessi perso io, quante coppe mi avrebbe fottuto? Questo qua era anche sotto di me, perciò avrei pagato anche, penso, 35-36 coppe come minimo. Allora, questa difesa non ve la posso far vedere perché ha sfondato questo villaggio. Io posso farvi vedere solamente che questo villaggio effettivamente funziona, ma non posso farvi vedere come viene distrutto, se no, che cazzo, alla fine, cioè, sto villaggio perde subito di, come dire, di importanza. Se uno si guarda i replay e dice, ok, so come attaccarlo, tac tac, è finito, insomma. Allora, il nostro amico Ronel mette 4 pozioni di terremoto per aprirmi il villaggio. Complimenti, bella mossa, veramente astutissimo. Ok, lui dato che è un golosone, un maledetto che voleva fottermi anche l'elisir nero, dato che pagavo 3.700 di elisir nero, lui inizierà a posizionare le truppe dall'alto a destra, e con i maghetti mi fotte tutto l'elisir nero. Bene, ok, Scialla, bravo, mette un assalto qua, bene, bravo, intelligente, ok. Qua l'ha fatto per prendere un po' di percentuale di distruggere queste difese qua. Ok, Scialla, bravo, bene. Ah, ne aveva un'altra di terremoto. Ok, mi ha terremotato anche il Town Hall, perciò mi ha preso un po' di XP. Bene, esce il mastino. Gli eroi stanno entrando, stanno per cacciarmi, per buttarmi giù il Town Hall. La torre singola è stata potenziata, ha distrutto un coso, non so. Il re avversario è stato appena distrutto, ragazzi. Qua c'avevo anche una bombetta per fare bastardo. Ecco, ero al limite, proprio un niente e mi prendeva il Town Hall. Perciò mi sarei incazzato in una maniera assurda se l'avesse preso. Ragazzi, è esploso il mastino. Ha dato un fastidio boia alla sua strega, sì, alla sua regina di aceri. Il mio cannone è ancora in vita. Ecco, il posto del cannone è veramente strategico. Guardiamo qua che c'erano degli arcieri delle streghe che stavano ancora distruggendo il Town Hall. È rimasto proprio niente della vita del Town Hall. E mi sono parato il culo. Con la torre singola ho steccato subito la sua regina. Perciò il nostro amico aveva ancora 2 giganti, 2 maghi e 2 arcieri, ma potevi metterli, cioè potevi farlo, ma ormai, cioè, mi dispiace un po'. Mi hai regalato un po' di coppe. Ragazzi, non vi nascondo che sono agitatissimo quando attacco, soprattutto quando mi apre un villaggio dopo ore e ore di ricerca. A Titano 1 si raggiunge fino alle 2 ore e mezza di ricerca, perciò orari non so, disumani, ecco, inaccettabili. Allora, vi faccio vedere questo replay. Purtroppo qua ero agitatissimo, dovevo attivare l'abilità del nuovo sorvegliante, ma purtroppo ho attivato per sbaglio in anticipo l'abilità della regina.
Ecco qua, ho messo un po' di spaccamuro per aprire e invece lui furbacchione si era messo le salto, sì, le trappole a scatto. Probabilmente mi ha fatto volare in via un po' di spaccamuro. Io non potendo entrare, oh mio Dio, sono già fottuto, se non entro mi benedice sto qua. Allora, ho visto le truppe uscire, ho messo la pozione veleno, ho messo anche l'assalto in modo per far entrare anche i maghetti che sono rimasti all'esterno. Naturalmente qua avevo già gli eroi che stavano penetrando, ho detto scialla scialla. Ecco qua ho attivato per sbaglio anche l'abilità della regina, messo una pozione gelato e il town hall era mio, sciallo sciallo. In questo momento stavo dicendo, oh cazzo, che cazzo ho fatto? Ho attivato troppo presto l'abilità della regina, perciò mi sono fatto steccare. Allora, mi ero portato anche delle truppe di riserva, ma alla fine non è che mi hanno fatto tanto comodo, perché non è che mi mancava una percentuale o due, me ne mancavano ben 8 di percentuali, perciò un attacco di merda, basta guardarlo, basta guardarlo. Allora, vediamo se è tutto pronto. Ok, tutto pronto. Ora vado a mangiare. Sì, è già ora di cena, perciò non ho ancora iniziato la pausa personale, perciò ah, mi dovrò spaccare merda e devo fare anche una gazzetta per la scuola, perciò ragazzi, lo avete visto anche nella intro, per portare questi video mi sto veramente spaccando a merda, perciò almeno 30.000 like. Ci vediamo dopo. Ragazzi, ne abbiamo trovato uno che paga ben 29 coppe e non so come attaccarlo. Mio Dio. So che girerà tutto qua praticamente. Oh mio Dio, ragazzi. Qua mi cago addosso letteralmente. Calma, ok? Allora, ta. Prima distruggiamo tutto intorno. Golem. Dobbiamo far entrare i spaccamuro per forza. Qua, se no ci benedicono. Bello assalto qua. Dai, non ha spaccato, porca puttana. Una bella assalto qua, perciò. Allora, dovete entrare per forza, ragazzi. Da. Eroi. Ta. Maghetti ancora un po' qua, un po' di barbarozzi. Perfetto. Cioscaga. No, basta parlare. Cioscaga, mamma mia, ragazzi. In una maniera assurda. Ok, entriamo. Sono uscite le sue truppe di difesa, ma vaffanculo. Truppe di difesa di merda. Veramente di merda, odiosissime. Sul mastino del cazzo, sinceramente non mi like per niente. Ok. Ciò scaga, ragazzi, ciò scaga. Tanta scaga. Ok, abilità. Purtroppo non so se prendo la seconda stella, ragazzi, qua. Dipende tutto dal nostro gran sorvegliante. Mamma mia, ragazzi. Ciò scaga. No, non ho attivato l'abilità della regina, cazzo, sono un coglione. Ok. In soccorso del sorvegliante. Mi sto cagando addosso. No! Porca puttana. Fangulo. Vaffanculo, ok, calmati. Sto qua pagava ben 29 coppe e tu non hai fatto la seconda stella, ma sei un coglione. Perché la mia regina ha girato. Sto per piangere. Calmo, resa, basta. Che cazzo se ne fotte della percentuale? Io faccio resa. 9 coppe, se facevo 2 stelle probabilmente me ne dava anche una ventina. Che vita di merda. Allora ragazzi, siamo al secondo attacco in live. Questo è un Town Hall 3, sì 3, magari Town Hall 10 maxato. E come si fa? Allora, solita tecnica qua mi sa. Ta. Bene, maghetti. Perfetto. Spacca. Vediamo se entrano. Sono entrati, perfetto. Ok, speriamo che spacchi. Perfetto, spaccato. Un assalto qua. Perfetto. In teoria ora dovremo anche entrare al centro del villaggio. Speriamo di non failare. Allora, gli eroi li mettiamo qua e qua, ok. Bene, i giganti, sì, i golem hanno fatto scattare le trappole. Pozione veleno.
una terremoto qua. Ah, mettiamo una bella furietta. Entriamo dentro. Mettiamo un bel gelatino ora. Ok, messo gelatino. Aia. Non so se si entra al centro del villaggio qua. Caspiterina. Madonna, se mi incascio. Ok, mi incazzo. Gelato qua. Qua non si fa tanto scialla 2 stelle, cioè, madonna, sta regina stupida. Non so, è stupida sta regina, mamma mia. Madonna, ragazzi. Sta regina è diventata sempre più stupida, solo in scalata. Forse era meglio che attaccavo dall'altro lato, effettivamente, caspita. Mannaggia, perciò se mi pagava 7... che merda, mi dà 2 coppe, boia. Ragazzi, purtroppo non posso farvi vedere tanti attacchi in live perché ho ancora una gazzetta da finire. Perciò... Ok, mettiamo le ultime truppe per fare un po' di percentuale e facciamo resa alla fine. Ok, scialla, 2 stelle. Dai, fai un po' di... Fanculo. 2 cazzo di coppe. Ma che me ne faccio? Vabbè, 2 coppe sono sempre 2 coppe. Appena entrati in guardia, che merda. Perciò ragazzi, questo video lo concludo qua. Nel prossimo spero di arrivare a leggenda. Perciò, forse per ultimo episodio, lasciatemi almeno 30.000 like. Like e commento, noi ci vediamo la prossima volta. Tutti stronzi. Guardate, ho appena finito a scuola, ho freddo della Madonna e sono già in sessione. Perciò questo video almeno 30.000 like.